Anche perché noi abbiamo e stiamo battendo dal punto di vista politico sulla questione dei famosi immobili fantasma. Voi dovete sapere che non lo dice la Lega e quindi diventa strumentale, diventa un'azione politica, eccetera, eccetera. Questo lo dice la Corte dei Conti in una relazione, che ad oggi ci sono circa 2 milioni di immobili fantasma nel territorio di questo paese. 2 milioni di immobili che sicuramente non sono al nord, ma sono interi paesi, interi quartieri del sud. E hanno già fatto di più la Corte dei Conti, ha fatto un gettito presunto di questo mancato introito perché non sono censiti e li ha rapportati attorno ai 3 miliardi di euro. Se pensate che il gettito IMU prima casa è di 3 miliardi e 8, vuol dire che solo portando alla luce questi 2 milioni di immobili fantasma noi avremmo quasi abolito l'IMU sulla prima casa. E poi si parla di equità, si parla di lotta all'evasione, eccetera, eccetera. Questo era il segnale migliore perché in 6 mesi con le foto aeree si censisse un paese intero, per cui in 6 mesi scattavano gli accertamenti per tutti. Qua manca la volontà di portare a termine questo tipo di azione, perché ci sono pressioni, perché al sud non c'è sicuramente la volontà di collaborare, ma allora si doveva agire in un'altra maniera. Tu sindaco di quel comune che ha il 30% degli immobili fantasma, e io te lo riconosco perché lo so che hai questo 30%, ti taglio del 30% i trasferimenti dello Stato, semplice. Ti costringo ad accertare quel 30%, ma se i contributi arrivano a pioggia e non si taglia mai da nessuna parte, ditemi quale sarebbe il sindaco così intelligente da far partire gli accertamenti quando i propri bilanci stanno in piedi lo stesso. Quindi sicuramente questa azione manca, e la scelta di un governo tecnico doveva avere queste potenzialità proprio perché magari la politica, tirandosi la giacca e salvando il parlamentare o il territorio che doveva essere salvato, non aveva la forza di fare questo, ma i tecnici sì avevano la forza di farlo. Guardate in Spagna cosa sta succedendo, hanno tagliato le 13esime la sera mattina, quindi mica ha messo tanto. Quindi dare un mandato preciso di recuperare 3 miliardi di euro su un'azione di equità, di questa di equità, sarebbe stata cosa buona e giusta.